posso anticipare che il martedì a mezzogiorno sono al Quirinale del Presidente della Repubblica, quindi insomma direi che è quasi più importante intanto questo aggiornamento che darò al Presidente. Poi il comitatone aspettiamo di vedere l'ordine del giorno. Lo ha annunciato così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alla festa della Madonna della Salute, quest'anno del tutto particolare dopo la drammatica acqua alta dei giorni scorsi. Festa particolare che raccoglie tutta la città e le forze vive della città. Una predica che il Patriarca ha fatto che mi sento di sottoscrivere al 100%, una predica di grande coraggio. Venezia in questo momento qua sta dando il meglio di sé, la gente è unita, la gente è contenta nel senso della ritrovata unità sociale, insieme a Mestre, insieme a Padova, a Treviso, il Veneto che si inginocchia solo quando prega. In questa occasione il primo cittadino ha rivolto anche un invito eccellente, ricevendo pure un'adesione di massima. Ha invitato Trump a venire a Venezia, è vero? Sì, però non posso spiegare in che situazione, ma l'ho fatto, vedremo. La prossima settimana sarà anche quella del tanto atteso comitatone, anche se una convocazione scritta ancora non c'è. C'è il comitatone perché il Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha detto che c'è il 26. Tutti mi dicono che c'è, ma non c'è ancora arrivato l'invito ufficiale scritto. Io mi sono già prenotato comunque all'aereo perché vado. La strategia dell'amministrazione è ben nota. Andiamo a spiegare, andiamo a presenziare, andiamo a cercare di risolvere i problemi che per più di un anno e mezzo qualcuno dall'elicottero ha tenuto fermo. Brugnaro però non perde occasione per ribadirla. Il rifinanziamento della legge speciale per Venezia in maniera effettivamente congrua rispetto ai costi di manutenzione della città, cosa che ho detto più volte, ho spiegato eccetera. Poi chiederò di chiudere rapidamente, finire il cantiere del Mose, cioè va finito, e cercherò anche di spiegare, perché tanti non hanno capito, che il Mose non sono solo i cassoni affondanti, ma è tutto il sistema di emarginamento del Lido, di Pellestrina, di Sant'Erasmo e delle varie isole,